Molti agrigentini ricorderanno le critiche ricevute lo scorso anno dall'albero di Natale allestito in piazza Stazione, rinnovato anche quest'anno. Di certo tra tutti gli alberi possibili e immaginabili, quello realizzato dalla Polizia Stradale di Agrigento rappresenta un unicum, un albero di Natale composto interamente da caschi non omologati. Quella che rappresenta una provocazione è mirata a sensibilizzare o forse più che altro ad attirare l'attenzione di coloro i quali continuano a perpetrare l'utilizzo dei cosiddetti caschi a scodella. Il vicequestore Calogero Laporta, intervistato ai nostri microfoni, ha voluto illustrare i parametri dell'iniziativa. Diciamo che è un'esortazione fatta ai giovani e soprattutto ai non giovani che utilizzano caschi di plastica. L'albero, come avete visto, è costruito è allestito tutto con caschi di plastica e sopra c'è l'occhio vigile invece di un casco della polizia. Ha un significato ben preciso naturalmente che voi capite, ma mi piace ricordare ai genitori, perché la provocazione è fatta nei confronti dei genitori, i quali hanno la responsabilità anche legale dei figli, della loro vita, della loro incolumità, che sono loro che dovrebbero vigilare in via preventiva che i figli non mettano a rischio appunto incolumità e vita, e non dovremmo essere noi repressivamente a andare invece a sequestrare il casco e a fermare il ciclomotore o il motociclo per 60 giorni. Quanto è radicato ancora all'interno dei cittadini l'utilizzo dei caschi non omologati? Ma come voi vedete in giro purtroppo è molto radicato, perché i ragazzi ne fanno una questione di moda o semplicemente per salvaguardare l'ultima acconciatura che sono fatti. Con questo a discapito naturalmente della loro sicurezza. Purtroppo è ancora molto ma molto diffusa l'utilizzazione. Un pungolo soprattutto per i genitori poco attenti e per i ragazzi, intrappolati nel cliché della salvaguardia del look preferita alla tutela della propria integrità. Il tutto trova nei numeri il dato da supervisionare. Nel 2012 sequestrati circa 150 ciclomotori a causa di infrazioni riguardanti l'omologazione dei caschi, comprensivi di 76 euro di multa. E al di là della propria incolumità, quest'ultimo dato ci porta con un pizzico di cinismo a pensare che almeno questo ennesimo contributo si potrebbe evitare.